a Misano, mamma! Mamma, guardami! E guardate questa Vespa a 4. Scortati dalla polizia! Cacciamo anche i carabinieri, cacciamo anche i carabinieri! Non parte più! Spettacolo! Spettacolo! Madonna mia! Ma no, voglio fondere il motore della 09 adesso! Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Il nostro furgone è carico, dovevamo scendere alle 7:30, ma abbiamo fatto un po' tardi a causa però non mia né di Ciro, a causa di loro, di quei ritardatari lì che stanno caricando il furgone da 2 ore. Sono le 9:30, Misano ci aspetta. Noi ci becchiamo direttamente una volta arrivati, oppure con qualche gag, qualche minchiata che succederà durante il viaggio. Antonio mi riprende, cioè questa è una doppia ripresa del vlog nel vlog. Partiamo, no? Sì, partiamo. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Oggi ci troviamo a Miramare, stazione di Rimini, direzione Misano, perché la fondazione di Marco Simoncelli ci ha invitato a vivere questa esperienza commemorativa con loro, in modo tale ragazzi da far vivere anche a voi a casa questa bellissima esperienza. Ok, allora andate su, parcheggiate, poi tornate lì. Io non ho capito un cazzo. Ah, ombra, la mettiamo là. E adesso parte il divertimento. Faremo un bel giro turistico dove andremo a visitare tutte le zone limitrofe al circuito, per poi terminare il giro con un giro in pista. Stiamo facendo tutto a controsenso, tutte infrazioni. Questa volta sono infrazioni autorizzate, c'è la polizia davanti, quindi ragazzi, vaffanculo! Vaffanculo! VAFF no, dai, non è il caso. I carabinieri non possono fare niente, non possono fare. Ci casiamo senza DB killer. Quanto mi sto divertendo! Sono tutti quanti super emozionati, più di noi, più fomentati di noi che siamo in moto la gente, ragazzi, per strada. Bellissimo. È stato molto faticoso, però ce l'abbiamo fatta ragazzi. Ieri un sacco di inconvenienti col furgone, dovevamo partire per le 7:30 di mattina, siamo partiti alle 10. Chapeau. Mentre eravamo per strada è iniziato a diluviare. Chapeau. È stata dura perché fare poi 6 ore e mezza di viaggio per venire a fare un raduno e poi ripartire di nuovo stasera è una bella battaglia, una bella batosta. Che bello, passano tutti quanti a controsenso. Posso passare anche a controsenso che c'è la polizia? E allora passo anche a controsenso. Sono a controsenso autorizzato. Sì. E ragazzi, scortati dalla polizia, non c'è cosa più bella di camminare scortati dalla polizia. Cacciamo anche i carabinieri, cacciamo anche i carabinieri. Cacciamo anche i carabinieri, che bello! Abbiamo avuto i soliti imprevisti con le batterie, perché GoPro sa darci solo soddisfazioni. Grazie sempre GoPro, grazie. Grazie al cazzo! Da primi a ultimi è un secondo. Quanti ne siamo ragazzi, ne siamo veramente tanti. Cioè non finiamo più, veramente non finiamo più, bellissimo, veramente. Ma mi dà un po' d'acqua. Bere l'acqua col casco integrale, la bottiglia è pure piena, è quasi impossibile. Stiamo tutti a destra oppure sopra. Dovevo fare la copertina.
Siamo appena usciti dal museo, ragazzi, siamo ritornati in sella, non stiamo aspettando il gruppo perché adesso ci aspetterà il giro in pista e quindi dobbiamo andare a fare lo scarico di responsabilità, firmiamo un attimo tutte le carte eccetera e poi entreremo in pista. E guardate questa Vespa a 4, che sfizio, che sfizio, ma li hai visti quando hanno preso il dosso? Stavano rischiando di rimanere bloccati. Ciao Velox, ciao. E ragazzi, stiamo per entrare in pista a Misano tutti quanti. Sarà una camminata commemorativa, ma è un'emozione assurda, è la prima volta per me in una pista così grande. Già solo anche farci una passeggiata è un qualcosa di unico. Che emozione! Non riesco a spiegarmi la sensazione. Non parte più, si era spenta. Troppa emozione. Troppa emozione, brava. Si era emozionata anche lei, ma poi si è spenta mentre la sgasavo. Quanto sei emozionato! E ragazzi, stiamo entrando. Eccoci, siamo dentro, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Mamma mia, quanto vorrei scannare adesso in qualche curva. Che bello! Cioè, sono a Misano, mamma! Mamma, guardami! Madonna mia, che bello! Ragazzi, ve lo giro il freddo addosso, ho i brividi sudando, cioè, sono sudato male e ho i brividi, veramente, sono emozionato, non si spiega l'emozione. Madonna mia, le moto scendono da sole, vogliono l'asfalto. Per chi ha la passione delle due ruote, per chi è motociclista e ama questo mondo, può capirmi, può capire le sensazioni che sto provando in questo momento. Slimiterei la moto fino a fargli fondere il motore. Che bello! No, ma ragazzi, qua è da venire con la moto, non mi interessa. Vai, si parte! E si parte, ragazzi! E adesso c'è solo da andarsi a prendere il primo posto! Ragazzi, c'è quel CBR lì davanti che... cioè, non è che è micidiale, fa paura! Madonna mia, ragazzi, ma spero che riusciate a sentire il CBR che è lì davanti, cioè, ma è micidiale! No, bellissimo ragazzi, bellissimo, ve lo giuro, cioè, è un'emozione veramente indescrivibile. Eccoli, vedi? Spettacolare, siamo sulla griglia di partenza a Misano. Cioè, ma ve lo giuro, non riesco a descrivere l'emozione che si prova. Ragazzi, guardate anche voi da dietro, c'è tantissima gente. È uno spettacolo veramente. E si parte ragazzi, si parte ragazzi, si parte ragazzi, si parte ragazzi, si parte. Spettacolo! Spettacolo! La moto! Eh? Cosa starà pensando?
Mamma mia, sta soffrendo tantissimo. La 09 ragazzi soffre in questo momento perché vorrebbe scannare anche tanto. Curva, orecchia a terra, orecchia a terra, orecchia a terra. Amore, abbiamo fatto la nostra prima curva a Misano, adesso vorrei impennarla. Oh, questa è giù, questa è giù, questa è giù, questa è giù. Bellissimo. Madonna, ma che suono? No, io gli devo chiedere una sgasata. Madonna mia! Ma no, voglio fondere il motore della 09 adesso! Ah! Che bello! Che bello! Madonna mia! Ho un'adrenalina assurda! Ho un'adrenalina assurda! E ragazzi, è finita anche questa fantastica esperienza. Comunque ci resta da riposare un po'. Verso le 11 di stasera comunque ricaricheremo tutte le moto nel furgone, direzione Napoli. Ci aspetteranno 5-6 ore di viaggio. No, stiamo passando all'interno dei box. Spettacolo! E ragazzi, la GoPro sembra essere morta. Carlotta me l'ha detto, non so quando sia morta, poi lo vedrò adesso in post produzione, spero mi sentiate. Comunque vi ho detto che l'anno prossimo valutatela un'esperienza simile, perché per chi vive di queste emozioni, per chi vive delle emozioni delle due ruote, ragazzi, è un'esperienza unica e indescrivibile. Noi ci becchiamo alla prossima esperienza. Ciao! 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 Questa non scappa! Ragazzi, allora, intossico, pagato, soldi, viaggi, tutto ripagato, tutto ripagato. Che stiamo facendo felici? Aiù, io non ho spesso di urlare un secondo nel video. Non ho la voce, però penso che è uscito veramente uno di quei video, almeno per me è stato super emozionante. Spero di essere riuscito a trasmettere le emozioni che... spettacolo, Aiù, bellissimo. No, la stessa emozione. C'è lo stress, il lavoro, c'è non la tutto puoi quello mai che c'è. trasmettere nel video. Ce la farò, ce la farò. Tu provi, ma la stessa identica non ce la puoi mai fare. Spettacolare, Ma no, perché ragazzi. non sei buono. No, lo so, lo Ma so. perché non è la stessa cosa. La devi vivere, questa è un'esperienza che va vissuta. Ma che stiamo parlando?